Buonasera amici di Sportisili, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la prima semifinale di Coppa Trinaca che vede affrontarsi Futsal Club Monreale e Palermo Futsal Club. Insiste la squadra di mister Gentile, Chinnici, vede Catania, poi il blocco di Chinnici, Catania ancora, sceglie il dribbling, Catania! E illumina il campo del New Garden Center, vantaggio Palermo con Francesco Catania che fa tutto solo ed è 1-0. Palazzo scambia con Costantino che cerca anche la porta e Di Cristina ha lasciato solissimo sulla fascia, spedisce il pallone in rete da pochissimi metri ed è 1-1, dura soltanto un minuto il vantaggio rosanero. Numero 8 che si appoggia, la capitana La Fiora, poi la finta di Chinnici 2 volte, 3 volte, poi Chinnici riesce ancora a passare, vuole anche il terzo dribbling, riesce, calcia, secondo palo! Su John! Non sbaglia, ma che palla di Lorenzo Chinnici che vuole sentire anche il pubblico. 1-2 risultato. Su John, vuole il sinistro, calcia verso la porta avversaria, ancora un po' troppo il numero 8, palla fuori, buona occasione di San Giorgio. Veramente Cali, Alario, va sul destro, si ferma, sterzata, va giù, riesce comunque a servire Billitteri, allarga il gioco, Vivarelli può puntare, va sul destro, salta l'uomo, Vivarelli, calcia, Maggio, riesce a respingere Benito, poi Billitteri ancora, e Respinato riesce a tenere lì in gioco ancora i suoi, ma grande occasione per il Palermo, però è stata sprecata. Vicino a lui, Lopez e Catania invece lateralmente la carica anche del pubblico rosanero, che carica il proprio capitano, invece Mirko Valenti lo vediamo all'angolo, un po' nascosto, pronto ad immortalare questa immagine. Va alla Fiora di potenza e la palla entra, Vito La Fiora, l'esultanza del capitano che fa 1-3. Lo tiene su John, adesso lo lascia a Chinnici, adesso va incontro, quindi Tara lo cerca la porta per Di Chizzi, respinge, poi Catania con un dribbling schiera su La Fiora, ottimo intervento di Giammona, poi Tara due volte, un ottimo intervento da parte del numero 8 che poi serve Citarda che è molto rapido, mette in mezzo La Fiora, bravissimo qui invece a chiudere in fase difensiva, grande secondo tempo da parte del Monreale. Costantino, tutto al posto proprio di Citarda, sbaglia il passaggio su John e capisce tutto in anticipo, era già lì, poi con il tacco libero La Fiora, La Fiora con la punta! Vito La Fiora cerca e trova il primo palo, quello vincente, 1-4, ancora Vito La Fiora. Va Giammona sull'out di sinistra, lo fronteggia La Fiora, palla centrale che passa Chinnici, rimpallo poi con Giammona e per Dizzi va lunghissimo, cerca anche la porta! Anche la porta! Gianluca Perdicchizzi! Cosa ha regalato Perdicchizzi? 1-5, cosa ha fatto? Che gol! E adesso manita rosanero, l'esultanza con tutti! Che gol di Perdicchizzi che probabilmente aveva provato più e più volte! Intensa invece La Fiora che vuole il contrasto, riesce a rubare il pallone. Che partita di Vito La Fiora! Su John, cerca la porta! La porta era sguarnita, se ne è accorto su John, forse gli altri no, lui però sì, ed è 1-6 al minuto 47. Luca Vivarelli guarda la porta, caccia con il sinistro, Renda, grande parata per respinta! Billitteri arriva più veloce di tutti e fa il gol dell'1-7 al minuto 52. Antonino Billitteri, dove il gol va La Fiora che calcia! Vito La Fiora corre verso la telecamera per la moglie Ilena che ovviamente lo starà anche seguendo, fa tripletta, fa 1-8. Mancano 10 secondi, il taglio da parte di Spinato con Vivarelli che rischia tanto qui perché stava per commettere fallo e poi va bene così, finisce la partita. Conosciamo adesso la prima finalista della Coppa Trinache, è il Palermo Futsal Club che vince con il risultato di 1-8 contro il Futsal Club Monreale.